Benvenute e benvenuti a tutti e a tutte. Ovviamente ringrazio SPI-CGIL per questa occasione, non solo per aver scelto di dedicare 2 giornate che sono di studio ma anche di esperienza, di visita, di toccare con mano le cose che sono un po' a portata di sguardo e forse anche oltre questo sguardo, ma ringrazio anche per aver scelto come tema aree interne, aver messo queste 2 parole molto in evidenza, cuore e Italia, e per aver anche scelto questo luogo, perché questo per noi non è un luogo come tutti gli altri, è un luogo di grande respiro e di storia, potremmo definirla la prima cooperativa di comunità, se non altro del nostro Appennino, ed è, come dire, una piccola cattedrale, però è viva, di quello che è lo spirito cooperativo e il metodo di cooperazione e di condivisione. Mi veniva in mente, pensando a cosa dire per i saluti, sono un periodo in cui spesso ho occasione di intervenire in questa veste in diversi contesti anche di convegni, di giornate di studio, di seminari. E mi è venuto in mente, salendo, un filosofo americano che si chiamava William Van Orman Quine. Nel 1948 scrisse 4 pagine che diedero vita a un percorso di ricerca enorme, sconfinato, e ancora adesso probabilmente si fa tesoro di quelle 4 pagine. Il titolo di quelle 4 pagine era On What There Is, cioè su che cosa c'è, cosa c'è al mondo e com'è che io faccio a capire non solo che una cosa c'è, che esiste, ma qual è il suo valore, no? Allora, la prima cosa che mi viene da dire, salutandovi sia come sindaco di Castelnuovo Monti, ma in questo momento anche come presidente pro tempore dell'Unione Montana, dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, che sono 7 in unione più 3, quindi i dati sono giusti, sono 10 comuni, perché attualmente la nostra strategia per le aree interne è basata su questi dati: 7 comuni, circa 33.000 abitanti, 10 comuni, 42, perché abbiamo in un qualche modo adottato, abbiamo costruito qui una cooperazione con altri territori che appartengono ad altre unioni, Canossa, Diano, Baiso, ma che erano, diciamo, storicamente legati alla nostra comunità montana e a questi luoghi. E se devo dire quello che c'è, forse dovrei dire che la prima cosa che non esiste è l'area interna, perché è un insieme di territori che sono qualche cosa di un po' più strutturato di un'area, che ha un significato forse un po' troppo geometrico, ma poi questo concetto di interno, guardo anche Fausto perché è stato il primo in un qualche modo a sottolineare come questa definizione sia un po' carente, soprattutto perché definisce le aree interne come luoghi che mancano di qualcosa, no? Mentre invece noi abbiamo scoperto di essere molto ricchi, e lo abbiamo scoperto perché abbiamo cominciato a camminare insieme, perché nel 2014 poi sulla linea di quanto propose il ministro Barca, abbiamo fatto un lungo percorso. Abbiamo fatto la prima strategia nazionale che si chiamava la Montagna del Latte. Dico si chiama perché le risonanze insomma ci appartengono ancora oggi, e poi siamo diventati Green Community e adesso, grazie alla grande presenza, dico presenza nel senso vero del termine, della regione, possiamo dire che siamo nella stagione, nella fase iniziale di quella che è la strategia territoriale per le aree montane interne, che è una scelta precisa della nostra regione. Ma in parallelo siamo cresciuti anche su altri fronti, quindi direi che questa è un'area che invece è molto aperta, non è un guscio, per certi versi è un nido, ma i nidi si costruiscono perché possano poi insegnare ai piccoli dei vari uccelli a volare. Quindi noi dobbiamo insegnare, attraverso questa idea della cooperazione, della condivisione della strategia, come fare sì che i nostri cittadini poi possano
aprire le loro ali e costruire il futuro di questi territori. Ma in parallelo, dicevo, c'è un'apertura su uno scenario assolutamente internazionale che è dovuto al fatto che qui c'è un parco nazionale che non è puramente un parco che si pone in un'ottica di conservazione, di tutela, ma di promozione di un'idea di abitare. Abbiamo festeggiato, celebrato, ricordato pochi giorni fa, lo si sta facendo ancora in diverse aree, in diverse zone, i 10 anni dal riconoscimento della MAB UNESCO. Siamo una riserva uomo biosfera UNESCO, con quello che vuol dire UNESCO. E siamo da poco anche un patrimonio dell'umanità UNESCO, poco distante da qua, i gessi triassici. Credo che questo ci riporti in un contesto di grande apertura e quindi quello che c'è è un'idea di fare le cose insieme. La prima strategia l'hanno scritta, l'hanno discussa più di 300 persone. Quando abbiamo chiuso quel documento abbiamo messo solo i nomi di queste 300 persone, ma forse adesso ne potremmo aggiungere tanti altri, perché se perdiamo questo senso di comunità, che certamente non può essere rivolto a quello che erano le comunità anche nei secoli passati, ma quello che possono diventare e devono in un qualche modo diventare le comunità. Noi le abbiamo chiamate le comunità intraprendenti, per promuovere degli stili di vita che abbiano a che fare con le vocazioni dei nostri territori, perché i nostri territori non sono, come dire, sovrapponibili, no? In una dimensione puramente cartografica, no? E abbiamo bisogno di recuperare anche questa verticalità, questo approfondimento. Noi qui abbiamo la pietra di Bismantova, no? E in questi giorni si è anche illuminata di rosa con qualche giusta anche lamentela, devo dire, delle associazioni ambientaliste, perché i chirotteri pare che non stessero troppo bene con vestiti di rosa. Ma al di là di questo, quando io guardo la pietra la penso come una poesia verticale e ci indica che dobbiamo approfondire le cose, però dobbiamo continuare ad avere uno sguardo vasto. Poche settimane fa, guardo Marco perché anche con lui fortunatamente abbiamo moltissime occasioni di confronto e di incontro, che è una cosa ancora più importante, credo. Abbiamo avuto molti sindaci da tutta Italia in un viaggio studio UNCE, una prima esperienza secondo me molto bella, ma proprio perché ho capito che non siamo da soli a fare queste cose e che se continuiamo a farle insieme, partendo, e vengo un po' anche a chi ha promosso queste giornate seminariali, è un dialogo fondamentale con le generazioni. Noi abbiamo bisogno di costruire questo dialogo fra le generazioni, fra persone che hanno fatto un certo tipo di percorso, che credono nei valori della condivisione e scritti sostanzialmente nella nostra Carta Costituzionale, e abbiamo bisogno di trasformare quelle che spesso sono state considerate delle politiche per i giovani nelle politiche fatte con i giovani, rendere loro protagonisti di questo dialogo. Stamattina qui con me sono venute anche 2 studentesse dell'Istituto Tecnico del Turismo che sono da 2 settimane in stage e fanno parte del cosiddetto staff del sindaco. Non so che cosa penseranno alla fine di questa loro esperienza, no? Qualcuno ogni tanto in questi giorni mi dice però è impegnativo quello che sta facendo, non so se mi piacerebbe poterlo fare. Io mi auguro che invece questo nostro modo di costruire strategia ci aiuti davvero a pensare che i nostri giovani sono un valore fondamentale e sono soprattutto persone che vogliono essere coinvolte, che vogliono dire la loro, vogliono, come dire, esercitare il loro diritto di cittadini e di persone con la loro storia, con i loro sogni. Lo dico spesso, noi non abbiamo solo dei bisogni, abbiamo anche dei sogni e penso che questi incontri, questi momenti, declinati anche, come dicevo all'inizio, in una dimensione di sguardo, di toccare con mano, di fare esperienza, penso che possano dare corpo e anima a questi sogni. Grazie.